Dopo numerose richieste di cittadini in difficoltà per la mancata erogazione della cassa integrazione, durante il consueto punto stampa del presidente Zaia, l'assessore al lavoro Elena Donazzan ha chiarito e denunciato alcuni aspetti. Sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Questo è accaduto, ha evidenziato l'assessore, perché si è adottato lo strumento sbagliato. Non è una crisi di mercato, ma è una crisi da pandemia, quindi con decretazione che ha chiuso tutte le attività era del tutto evidente che non sarebbe stato questo lo strumento, non era questo lo strumento utile. Vi dico solo velocemente come è stata la procedura fino ad oggi, perché è questo che da subito, almeno io avevo ritenuto fosse sbagliato, avendo anche l'esperienza della cassa integrazione degli anni 2009, 10, 11. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa, l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga. Un sistema farraginoso, evidenzia Donazzan, a discapito dei lavoratori e delle famiglie. Per questo i presidenti hanno fatto una proposta al governo. Le procedure le ha scelte la Regione del Veneto? No, nemmeno le regioni italiane, non c'è stato un momento di confronto. Siamo competenti in materia? No. Siamo competenti nel pagamento? No. Per tutte queste questioni, condizioni oggettive, abbiamo detto evitate la lungaggine, e quindi i presidenti hanno proposto al governo una soluzione che sia quella di interfacciarsi direttamente con l'INPS, che ha competenza di norma e competenza di cassa. Soluzione che dovrebbe arrivare con il nuovo decreto legge discusso in mattinata.